Disposizioni sul traffico veicolare in occasione della Fiera d'Ottobre a Favara ed in considerazione che domenica 23 ottobre le attività commerciali rimarranno aperte. Il terzo dipartimento Corpo Polizia Municipale dirigente Gaetano Raia provvede ad un piano particolareggiato del traffico per consentire un regolare flusso veicolare. L'ordinanza numero 221 del 19 ottobre ha decorrenza da oggi. Il piano del traffico si rende necessario, dice il dirigente Raia, considerato che l'ospedale San Giovanni di Dio si trova ubicato nella contrada Consolida e che si doveva individuare un itinerario alternativo per i casi di emergenza. Per chi da Favara deve andare all'ospedale sono consigliate le seguenti vie: Corso Vittorio Veneto, via Ugo Foscolo, piazza Itria, via Capitano Callea, viale Regione Siciliana, strada provinciale 3, direzione strada statale 189 o in alternativa Corso Vittorio Veneto, viale Aldo Moro, strada statale 122 Favara Agrigento. Per chi invece da Contrada Consolida deve venire verso Favara, viale Regione Siciliana, via Capitano Callea, piazza Itria, tutte le direzioni. Ma vediamo adesso nel dettaglio l'ordinanza del traffico. Dalle ore 14 di oggi e sino a mezzanotte del 25 ottobre, ultimo giorno della fiera, è istituito il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione ambulati nelle vie e piazze. Piazzale Giochi Olimpici, via Cicero di Francisca, via Bruno Buozzi, via Vasari ed ancora via Aretino, via della Casa, via Cecchi, via Saetta, parte limitrofa alla via Cicero di Francisca, via Gucciardini e via Giambattista Marino. Divieto di parcheggio anche nel lato destro da via Capitano Callea in direzione viale Regione Siciliana e dalla via Cicero di Francisca in piazza Itria. Domenica 23 dalle ore 6 alle ore 15 è stato istituito anche il divieto di transito e di sosta con rimozione nella via Agrigento, angolo via Valenti, ad incrocio via Campagna. Inoltre il sindaco di Favara Rosario Manganella da oggi e sino al 25 ottobre ordina la sospensione della vendita di bevande in bottiglie di vetro a tutti gli esercizi commerciali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a posto fisso e ambulanti che esercitano la vendita nelle vie interessate dalla fiera. Ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria dai 25 euro ai 500 euro.